Io non accetterò mai questa nuova proposta perché da padre di famiglia i soldi vanno spesi bene. È inutile spendere dei soldi che non risolvono i problemi della viabilità del ponte di Vidoro. Non vorrei mai che tutto questo tentativo di spostare i tracciati fosse da un certo punto di vista preso anche come ecco, un modo per non fare nulla, e questa è una soluzione che non ci piace. È più di un sospetto quello che si allunga sul nuovo ponte di Vidor, opera milionaria attesa da decenni dall'intero Alto Trevigiano. È qui che si sta consumando uno scontro istituzionale senza esclusione di colpi tra sindaci del territorio e Veneto Strade, la società regionale che si occupa di viabilità. I primi rivendicano la bontà del progetto, già individuato nel 2014 per un totale di 80 milioni di euro e riconfermato in una recente riunione. La seconda invece è la proposta alternativa da 50 milioni. Chiaramente a cambiare non è solo il costo, ma pure il tracciato. Nel secondo caso, questo è il punto per gli amministratori locali, si andrebbe a stravolgere la vita di interi paesi senza incidere sulle attuali criticità. La proposta di Veneto Strade è estremamente impattante sui centri urbani, in modo particolare su quello di Pederobba, e noi non intendiamo avallare nessun tipo di soluzione di questo tipo. C'è il forte rischio che ci sia un impatto su una parte del centro di Covolo che è inaccettabile. Per gli amministratori locali che non ci stanno a passare per cicale vanno prese in considerazione diverse variabili che incidono anche sui costi finali. I sindaci non hanno bocciato l'idea di un ponte che costa meno per tenersene uno che una soluzione che costa molto di più, perché alla fine la nuova soluzione noi siamo andati a verificarla ed è inattuabile perché ci sono una serie di espropri da fare molto importanti e perché comunque ci sono una serie di vincoli su quel tracciato là. Il muro contro muro ha portato lo stesso direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi, a scrivere una lettera finora rimasta riservata al presidente della provincia Stefano Marcon e all'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti perché prendano una posizione netta sulla vicenda. Per Vernizzi la proposta dei sindaci non è tecnicamente sostenibile ed è economicamente più onerosa. In attesa di riscontri si attende un rendezvous perché la storia infinita possa intravedere la fine. A breve ci sarà questo incontro con Veneto Strade, con tutti i comuni coinvolti da questo progetto che io definisco folle, perché se vogliamo risparmiare soldi e lasciare metà dei problemi ancora sul territorio è meglio non spendere neanche la metà dei soldi.